Mi ha attaccato. Beh, io ho comprato della colonna. Grazie. Colonna. Meglio. Allora, buonasera a tutti. Mi sono ritrovata sentendo Valeria Boscolo con il mio poliziotto buono. In questi 30 anni, alle volte, nelle riunioni, qualcuno forse se lo ricorda, i più anziani qui dentro, non per necessità ma per DNA, credo, abbiamo esercitato due ruoli diversi nelle riunioni, sia nelle riunioni diciamo istituzionali che in quelle con i colleghi bibliotecari. Valeria Boscolo, il poliziotto buono, che temperava il poliziotto cattivo, che sono io, perché ne arrabbiavo troppo. Il poliziotto cattivo quindi prende spunto dalle dichiarazioni della Valeria Boscolo, non tanto per parlare di fallimenti, quanto per ricordare cose che non siamo riusciti a fare e che forse adesso sarebbe opportuno fare. Valeria ha ricordato, e questo se lo ricordano tutti quelli che hanno iniziato, io non nell'89 ma nel 90 sì, che per sia l'inizio ma per molto tempo, io credo ancora e tuttora, la grande ossessione dei bibliotecari che lavoravano all'interno delle istituzioni bibliotecarie cittadine fosse quello del catalogo. L'omogeneità del catalogo, la correttezza scientifica del catalogo, la bontà dei dati. Ci siamo corretti e ricorretti in quelle descrizioni un sacco di volte, giustamente all'inizio, perché all'inizio bisognava imparare a lavorare insieme e questo Valeria lo ha ricordato, ma l'ha ricordato anche Maurizio, è stato un elemento di grande crescita per chi stava lavorando in quel momento nelle istituzioni cittadine ed è stato un lavoro di crescita anche nelle relazioni interpersonali che sono in corse all'interno del gruppo dei catalogatori tutti, i vecchi e via via i nuovi che entravano, ai quali si insegnava in pratica senza nessuna docenza, nessun corso particolare, ma si insegnava a lavorare insieme perché lo si insegnava attraverso l'esempio. Però io credo che sia rimasta e sia ancora oggi ci sia troppa preoccupazione su questo problema dell'omogeneità del catalogo, perché ha un po' offuscato quello che invece doveva essere il secondo principio della cooperazione, i servizi. I servizi e via via gli aspetti diversi di questi servizi che potevamo mettere a frutto della città. Il polo di Venezia nasce come un polo non omogeneo dal punto di vista istituzionale, ricordato già adesso, istituzioni private, una biblioteca del Ministero, istituzioni pubbliche universitarie, biblioteche specialistiche del Comune di Venezia. Ovviamente tutto questo non nasce all'inizio, ma via via si aggrega per costituire in realtà un nucleo di oltre 45 biblioteche, 49 se non sbaglio. La Sciarra mi correggerà dopo, in qualità di coordinatore attuale del polo. Quindi, strutture istituzionali diverse, collezioni diverse, quindi patrimoni culturali diversi, uno stesso territorio, un territorio che è molto particolare a Venezia. Mi fermo dicendo soltanto uno dei luoghi dall'inizio dell'era della stampa che ha prodotto di più e che ha prodotto in maniera diversificata. Questi istituti però non hanno soltanto oggi delle collezioni documentarie, okay? Hanno anche altro. Questo altro è sempre rimasto a lato. Non tanto e non solo per delle, chiamiamole così, un'iniziale struttura dello stesso software di catalogazione sia locale che nazionale che guardava ovviamente, si parte sempre da lì, al libro. Poi via via ha aperto altre modalità di descrizione, di catalogazione ad altri oggetti.
ma l'inghippo, secondo me, lo evidenzio adesso per arrivare poi alla conclusione, è che tutto il resto che noi conservavamo era comunque marginale rispetto al libro e rispetto al fondo antico e al fondo moderno. Per anni, decenni direi, e veramente, come ha ricordato Valeria, l'impegno principale è stato quello di catalogare. L'altro impegno che noi ci siamo presi, che le istituzioni si sono prese confermando e firmando la convenzione con l'ICU, era quello, almeno quello del prestito interbibliotecario. Non ci siamo riusciti attraverso i canali dell'IL, di SBN. Ogni istituzione aveva dei suoi regolamenti che o prendevano in pieno o limitavano l'esercizio del prestito interbibliotecario. L'abbiamo sempre tenuto come fosse un figlio minore di una convenzione che di fatto attribuiva ad entrambi i ruoli il 50% di priorità e di importanza. Perché? Perché in realtà, secondo il mio punto di vista, quello che non siamo riusciti a costruire nella cooperazione in tutti questi anni in cui abbiamo lavorato insieme è stato in realtà superare quelle barriere che avevamo in testa a seconda del nostro status giuridico istituzionale. C'era sempre un pezzetto del regolamento che impediva di ragionare effettivamente tutti assieme e di trovare mediazioni su quelli che dovevano essere gli altri servizi all'utenza. E Valeria ne ha ricordato uno, esemplare secondo me, la tessera comune di Polo, che non abbiamo mai attuato se non nella tessera comune che Fondazione Querini Stampaglia e Biblioteca Marciana hanno fatto. Credo fosse il 2007, noi siamo partiti, Luca Morini, tu sei qua, forse puoi aiutarmi, con gli accessi automatizzati in Querini. E subito abbiamo cercato di convincere tutto il polo che questa poteva essere, peraltro a costo zero, perché era previsto nel pacchetto di quella release che avevamo in mano in quel momento, poteva essere un modo per far fruttare una congerie di dati che avevamo tutti in mano e che erano le anagrafiche degli utenti e che stavamo condividendo tutti assieme, per far sì che si producesse un accesso automatizzato, statisticamente rilevante, che produceva dei dati da poter gestire poi dalle singole istituzioni, ma soprattutto dall'istituzione Polo nel suo complesso, attraverso un'applicazione che già avevamo acquistato in quella release. Bastava trovare il sistema per pagare insieme, decidere insieme quale potesse essere l'immagine di quella tesserina che avremmo potuto dare ai nostri utenti. Questa è stata un'occasione veramente mancata per quello che io definisco, come posso dire, la non visibilità del polo nel suo insieme all'esterno. Questo secondo me è il grande neo del nostro polo. Non siamo riusciti a lavorare abbastanza per far sì che il polo nel suo insieme, con le sue ricchezze, restituisse all'esterno sia della città e via via dei territori vicini un'immagine univoca e differente nello stesso tempo. La ricchezza delle nostre collezioni, le differenze delle nostre istituzioni e dei nostri patrimoni culturali non siamo mai riusciti, secondo me, a farli diventare un valore reale verso l'esterno, che poteva connotare questo polo e poteva aiutare questo polo ad avere più forza, più visibilità, più impatto in quello che era la realtà totale del paese e dei vari poli che vi facevano parte. Ma non solo verso questo, ma anche verso i nostri utenti. La valorizzazione sicuramente passa attraverso i contenuti e la prima valorizzazione è
il catalogo, la catalogazione e, nel nostro caso, la costruzione di un catalogo collettivo. Ma la valorizzazione passa adesso, negli ultimi 10 anni, attraverso altri strumenti che noi non abbiamo mai usato. La valorizzazione passa attraverso la comunicazione, la valorizzazione passa attraverso la costruzione di progetti comuni che si basano sulle differenze che ognuno di noi possiede. Poteva essere strumento di questa valorizzazione, secondo me, potevano essere strumenti, perché ne abbiamo passati alcuni, le nostre interfacce di ricerca, i nostri OPAC, come li vogliamo chiamare. Non i primi sicuramente, perché i primi servivano fondamentalmente alla ricerca dell'utente in sede. Il passaggio è stato difficile, quello di pensare all'utente remoto. Siamo sempre rivolti per molto tempo all'utente che veniva nelle nostre sale. Era uno strumento primitivo, era uno strumento elementare, erano i primi strumenti con cui noi restituivamo all'esterno la possibilità di cercare le nostre descrizioni attraverso i canali che tutti noi conosciamo. Ma via via questo strumento tecnologicamente è diventato anche altro. La possibilità cioè di restituire, fermo restando tutti i principi sacri e sacrosanti del catalogo, restituire delle immagini diverse di quel ben di Dio che stava dentro quel catalogo. Certo, richiedeva un tipo di professionalità anche un tantino diversa, che probabilmente non avevamo, che forse non siamo nemmeno riusciti a costruire appieno in questi anni, e richiedeva del lavoro aggiuntivo a quello che già facevamo. Qualcosa anche in questo senso si è cercato di creare. Abbiamo provato a vedere se riuscivamo a mettere in piedi qualche azione nei confronti delle scuole superiori, per esempio. Sempre rapporti comunque di coppia, mai un patrimonio diciamo comune. Quando abbiamo deciso di aderire alla piattaforma nei contenuti digitali gratuiti di Rete Indaco, abbiamo anche immaginato, Querini e Marciana, di vedere se si riusciva a costruire un percorso per andare a raccontare nelle scuole agli studenti degli istituti superiori cosa avrebbero potuto fare di quei contenuti sia gli insegnanti che i ragazzi. Ci abbiamo lavorato un po' e dopodiché abbiamo capito che non ce la facevamo e abbiamo messo una pietra tombale su questa cosa qui. Ma non lo abbiamo neppure detto a nessuno attraverso un comunicato stampa che dicesse: guardate che il Polo di Venezia nel 2012 ha aderito a questa piattaforma gratuita. Andate, guardate, potete trovare questo, potete trovare quell'altro. Nemmeno un comunicato stampa congiunto. Allora dobbiamo imparare, secondo me, a lavorare insieme su questo. Dovevamo già farlo, adesso abbiamo poco tempo. Allora, risorse professionali all'interno degli istituti? Pochissime. Risorse economiche nei nostri budget? Pochissime. Facciamo fatica ad aprire le porte, facciamo fatica a comprare i libri, facciamo fatica, stiamo sopravvivendo. L'ha ricordato Angela prima, no? Sopravviviamo. Dobbiamo cercare di esistere, non di sopravvivere. E per esistere dobbiamo di nuovo mettere insieme le nostre forze per poter, banalmente, insieme, a seconda delle nostre specificità, aderire a progetti europei. Cercare risorse laddove ci sono, scavalcare un attimo, lasciare da parte un secondo quelle che sono le nostre differenze, i nostri involucri, i nostri, come posso dire, autismi istituzionali e cercare di fare il passo. Gli strumenti, le tecnologie ci sono,
siamo noi che non siamo in grado di sfruttarle al meglio, perché diciamo di non avere tempo. Questo piccolo tempo ce lo dobbiamo ricavare per far capire all'esterno e non più soltanto ai nostri utenti, quelli che ci verranno a chiedere il libro, ma a tutti gli utenti che potranno beneficiarne, che abbiamo determinati patrimoni. E questa secondo me è la prima. La seconda è un'altra. Dobbiamo aprire un'altra strada di cooperazione e dobbiamo aprirla, secondo me, sugli altri beni culturali che le nostre istituzioni hanno. Allora, abbiamo fatto passi veloci sulla catalogazione, diciamo così, professionale, scientifica e partecipata di un'altra grande ricchezza che ha questa città, e cioè il suo patrimonio di stampe e incisioni. Qui davanti ho la dottoressa Buttò, l'Angela Munari è appena andata via, la Marciana con la Ursula Braides è del pacchetto. Finalmente, dopo un po' di tempo, perché sono almeno 7-8 anni che abbiamo iniziato a lavorare su questo, si arriverà ad una definizione sulla catalogazione delle incisioni che diventerà patrimonio di tutti. Ma non ci basta, cioè nel senso non basta, siamo sempre con la carta, no? Siamo sempre vicini alla carta, siamo sempre sul nostro. Ma le nostre biblioteche hanno fondi fotografici, fondi museali, fondi numismatici, veramente una ricchezza incredibile qui a Venezia. Okay? Abbiamo o non abbiamo contatti, penso alle biblioteche specialistiche, che sono fondamentalmente biblioteche di musei, che pesano per altri. Noi stessi, Fondazione Querini, senza togliere competenze a nessuno, dal punto di vista catalografico, dobbiamo mettere a frutto quello che è stata la nostra competenza acquisita, che è una competenza di tipo tecnologico, che altri colleghi in contesti diversi non hanno avuto modo di farsi nel tempo, perché la situazione catalografica dei musei lo sappiamo qual è, ha strabuzzato gli occhi la dottoressa Buttò, sappiamo anche qual è la situazione in realtà degli archivi. Ricordo che nel nostro polo ci sono 2 biblioteche facenti parte della sovrintendenza degli archivi di Stato. Ma tutti noi a casa nostra abbiamo i nostri archivi delle istituzioni, ok? Allora, ripeto, competenze scientifiche diverse, ma tutto sommato, in questo senso, forse la categoria dei bibliotecari nostra, quella di Venezia, non parlo del mondo, è un tantino più avanti. Ha usato strumenti diversi, non li sta usando bene, ma li può usare meglio e li può usare in funzione di rendere estremamente visibile, ripeto, l'enorme patrimonio culturale, non più documentare, che le nostre istituzioni hanno. Io credo che questo sia il nostro futuro immediato per riuscire a, ripeto, uscire dalla sopravvivenza ed entrare di nuovo nell'esistenza e rimettere a frutto tutta quella meraviglia di lavoro collettivo che abbiamo fatto insieme, di stime reciproche, il valore che abbiamo dato al lavorare assieme, che abbiamo restituito alle istituzioni nelle quali lavoriamo, e restituirlo come valore del polo, anche su questi segmenti. Poliziotto cattivo ha finito, grazie. Bene, neanche a farlo apposta, il primo intervento è stato centrato sui contenuti, il secondo sui servizi, no, probabilmente proprio per farlo apposta. Sì. E abbiamo adesso, perché avremo modo di dibattere su tutto quello che è stato detto e quello che verrà detto, un intervento invece tecnico, diciamo, del nostro partner tecnologico,
Marisa Montanari per DM Cultura. Prego.